Innanzitutto voglio dire che ho deciso di candidarmi a segretario regionale del PD del Veneto. Così Andrea Martella, 53 anni, già sottosegretario all'editoria nel Conte Bis, si candida a segretario del PD regionale e lui stesso a darne conferma dopo i rumors dei giorni scorsi. A correre per la stessa candidatura in una sfida a due anche l'ex sindaco di Montebelluna, la trevigiana Laura Puppato, 64 anni. Tornando ad Andrea Martella è lui stesso a svelare le ragioni di questa decisione. Perché ho aderito davvero alla richiesta di tantissime persone di tutto il territorio che mi hanno chiesto di mettermi a disposizione per guidare questa fase così delicata in un momento di grandi trasformazioni, di sfide inedite che il nostro paese e il Veneto sta vivendo. Gli obiettivi da perseguire, specie in vista delle prossime regionali 2025. Lavorare per un PD forte che riparta in vista delle prossime elezioni regionali, preparando un'ampia alleanza che possa essere classe dirigente del Veneto, con al centro il sostegno alle imprese, la transizione tecnologica, digitale, oltre che quella ambientale come elementi per una nuova fase di sviluppo. La prospettiva delle regionali passando prima per il doppio turno amministrativo il prossimo anno su Verona e Padova. A Padova abbiamo un sindaco uscente come Sergio Giordani che ha lavorato molto bene, che ha un grande consenso. Penso che con lui, con la coalizione che lo sostiene, si potrà continuare a governare questa città. A Verona è stato individuato Damiano Tommasi, una personalità di grandissima rilevanza, come candidato. È iniziato un cantiere